Oggi si celebra San Virgilio. Il nome Virgilio è legato alla costellazione delle Pleiadi, conosciute presso i Romani come Vergilie, e significa propizio. Il 27 novembre di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza sulla Disinformazione. La disinformazione viene considerata una minaccia per la democrazia e per la salute pubblica ed è favorita dall'evoluzione digitale. I mezzi digitali, se non usati in modo attento, possono infatti veicolare notizie false e inesatte, e la consapevolezza sull'utilizzo di questi mezzi è fondamentale per la formulazione dei giudizi personali e per distinguere il vero dal falso. Il chimico svedese Alfred Nobel, già famoso per l'invenzione della dinamite, il 27 novembre 1895 istituisce il premio che porta il suo nome. La prima assegnazione risale al 1901. Il primo italiano a ricevere il Nobel è Giosuè Carducci nel 1906. Nel suo testamento Nobel indicò che il suo patrimonio sarebbe stato impegnato per l'istituzione di un riconoscimento da dare a coloro che avrebbero contribuito al benessere dell'umanità. Ma sapete su cosa si basa il funzionamento delle marce nella bicicletta? La bici è uno dei mezzi di trasporto più efficienti ed il ciclista trasmette l'energia dei propri muscoli alla ruota posteriore per mezzo della catena. Il cambio permette di far girare tale ruota più o meno velocemente in base all'ingranaggio scelto. L'ingranaggio più piccolo aumenta la velocità, mentre quello più grande fornisce maggiore potenza alle spese della velocità. Buongiorno ai 12, oggi la luna non è per niente calma, elettrica e irrequieta, ancora in acquario, ma oggi proprio litiga con Mercurio e Venere, quindi le parole in amore andrebbero un pochettino tarate più sulla diplomazia e sulla delicatezza. Vediamo i 12, Ariete, per voi oggi è una giornata un pochino tesa, sentite caos intorno a voi, anche tra i vostri affetti, nella vostra famiglia, tra i colleghi, probabilmente oggi è il caso di capitanare, di dirigere bene un po' la faccenda, per cui cercate di chiarire con i vostri referenti alcune cose, di dimostrarvi comprensivi un po' con tutti. Toro, per voi oggi la luna è veramente fastidiosa perché smuove proprio dei centri uraniani molto nervosi ed elettrici, Urano nei vostri gradi, per cui ne subite la tensione. Mercurio e Venere sono in opposizione e la luna quadra loro. Oggi avrete l'impressione di non essere capiti dal partner. Gemelli, per voi oggi è una giornata un pochino più tesa, proprio perché Mercurio in quadratura con la luna rende tutto un pochino più nervoso, più teso, più inaspettato, incalcolabile, un po' un fastidio per non seguire un po' i tempi e la scaletta che vi siete dati, ma in questo caso andate con la vostra specialità, improvvisate, è decisamente una cosa che vi riesce benissimo. Cancro, per voi oggi la luna riserva un pochino di tensioni, per quanto Giove vi fa stare bene, ma il vostro astro di riferimento è lei, e litigando proprio con Mercurio e Venere oggi potreste non capirvi bene con il partner. Sono soprattutto le telefonate e i messaggi infelici proprio da evitare. Leone, la vostra giornata oggi si innervosisce un po', proprio perché la luna dall'elettrico acquario vi fa sembrare tutte le comunicazioni un pochino spinose, antipatiche, come se doveste muovervi su un campo minato e stare attenti a cosa dire. È una sensazione che detesterete, ma che alla fine in serata vi farà riflettere su cosa gli altri sono disposti a dire o a fare, nel bene e nel male. Vergine, per voi oggi la vostra giornata sembra affiancare un Mercurio un po' più addolcito da Venere, una luna tecnicamente molto più efficiente e fantasiosa,
Voi oggi siete abbastanza esenti dalle tensioni planetarie. Sole e Marte vi stancano, Nettuno e Saturno vi dicono che siete crocifissi al lavoro. Bilancia, per voi oggi è una giornata molto interessante. Le scosse della Luna in Trigono sono idee geniali che saprete usare bene. Oggi si tratta di fare una scelta azzardata, un qualcosa di inaspettato, un qualcosa a cui non avreste pensato neanche voi. Eppure accadrà e deciderete con una certa rapidità. Scorpione, per voi oggi la Luna è veramente molto fastidiosa perché nervosisce troppo i vostri ospiti, ovvero Mercurio e Venere, e proprio per questo motivo correte il rischio di pensare di esservi un po' sbagliati in amore sulla scelta della persona, oppure nutrire dei dubbi. La comunicazione oggi non è il vostro forte, lasciate perdere. Sagittario, è una giornata oggi particolarmente isotopizzata, un po' che segue l'istinto che vi è proprio, un po' di scatto, un po' senza riflettere. Calmatevi un po', c'è tempo, non è il caso di affrettare i tempi, dovete solo avere pazienza. Non sta buono Marte, figuratevi se oggi non potete stare buoni pure voi. Capricorno, una giornata oggi che vi fa andare un po' su tutte le furie quando non trovate puntualità al lavoro o un certo rispetto per la comunicazione. In ogni caso queste dinamiche non influenzeranno la vostra resa, che anzi sarà inaspettatamente efficiente e vantaggiosa. Venere vi parla d'amore, arrivano messaggi e telefonate molto piacevoli. Acquario, inaspettato per voi questo cielo con quella luna che poco amate, fare un po' a botte con Mercurio e Venere. Oggi la comunicazione è molto nervosa, trovate tutto paratattico, siete più nervosi dello zodiaco oggi, per cui cercate di ritrovare la calma, perché sono proprio i momenti di confronto che servono a migliorare, ad evolvere. Pesci, giornata oggi che vede i pianeti un po' nervosi, per cui oggi sarete quelli più resilienti, proprio perché Saturno e Nettuno albergano dentro di voi, quindi forza di spirito e decisamente la razionalità che serve per lasciarvi scivolare di dosso sia i capricci del partner che le intemperanze dei referenti al lavoro. Il 27 novembre del 1990 l'Italia firma gli accordi di Schengen, un complesso di norme che prende il nome dalla cittadina in Lussemburgo. L'obiettivo degli accordi è quello di favorire la libera circolazione dei cittadini mediante l'abolizione dei controlli delle persone alle frontiere interne. Il patto prevede inoltre una cooperazione per la lotta alla criminalità organizzata. Il proverbio di oggi è ambasciator non porta pena. Quante volte l'avete detto? Significa semplicemente che chi ha l'ingrato compito di comunicare notizie spiacevoli non è il responsabile della situazione, è solo il messaggero, non il colpevole. Quindi quando vi trovate in questa situazione ricordate che magari state solo facendo il vostro dovere. Il matto di oggi è il chitarrista Jimi Hendrix. Nel 1967, durante un'esibizione, distrugge e dà fuoco alla sua chitarra. Nel 1969 a Woodstock suona una versione distorta dell'inno americano in segno di protesta per la guerra in Vietnam. Le allusioni sessuali e le provocazioni religiose gli causano problemi con la legge. Muore a 27 anni a causa di un cocktail di barbiturici. Ci salutiamo con la frase del giorno. Quando il potere dell'amore supererà l'amore per il potere, si avrà la pace. E all'insegna dell'amore diamo il via a questo nuovo giorno. Oggi fate un gesto gentile alle persone che vi circondano, senza dover aspettare una particolare occasione, e abituiamoci alla gentilezza. Noi ci vediamo domani. Buona giornata dalla vostra Martina.